Sono dei truffatori, quindi sono dei soggetti che proprio studiano il manuale di psicologia, quindi studiano le persone, le vulnerabilità, può essere qualsiasi, può essere un cambiamento, può essere una perdita, e loro si insinuano in queste crepe, in queste fragilità e purtroppo cadiamo in queste truffe. Studiano la psicologia delle persone, i truffatori sanno come colpire gli anziani soprattutto, ma non solo. Cadere nel tranello del finto carabiniere o simili raggiri telefonici non è solo perdere dei beni materiali, spesso i danni morali e psicologici sono ben superiori e riguardano la casistica del disturbo post-traumatico da stress. Che le persone vengono truffate 2 volte, nel momento in cui gli viene tolto qualcosa, che può essere una perdita economica, una perdita affettiva o insomma un qualsiasi trauma, e poi la seconda volta che diventano vittime quando appunto si isolano, si autocolpevolizzano e tendono a non portare la loro esperienza, a non cercare ristoro in qualcun altro, a non cercare aiuto. Ci sono dei sintomi molto gravi che sono anche la depressione. Molte persone poi cadono in depressione e hanno proprio un bisogno di un aiuto esterno. Oltre a chiedere aiuto nei momenti di difficoltà post-truffa, è fondamentale imparare a evitare la truffa stessa. Riuscire a mettere giù il telefono anche se ci avvisano di un dramma, se ci avvisano di un incidente stradale. Non dobbiamo aver paura quando la situazione è al di fuori della sfera giornaliera, della normalità. Dovremmo interrompere immediatamente quella comunicazione mettere giù. Il Comune di Udine mette a disposizione dei cittadini uno sportello per tutti coloro che si trovano a vivere situazioni simili. Quello che noi forniamo appunto è il supporto psicologico e il supporto giuridico. È possibile prendere appuntamento al numero 0432 127 23 29 e premere il tasto 9, che è quello della polizia locale. Lì verranno date tutte le informazioni con le giornate di apertura dello sportello, questo appunto per fornire il maggiore supporto possibile alle persone che sono state vittime di questi odiosi reati.